Davano vita a nuove imprese o ne utilizzavano altre in difficoltà finanziaria, per poi emettere fatture per operazioni e prestazioni inesistenti. In questo modo creavano costi fittizi e generavano crediti IVA inesistenti, che venivano quindi ceduti ad aziende in compensazione di debiti tributari. È questo il sistema che un gruppo di commercialisti aveva architettato per frodare il fisco, ma che è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Mestre. Nel giro ci sono 11 aziende, molte delle quali veneziane, e 15 persone indagate a Venezia, Treviso e in altre regioni, ma il commercialista ritenuto inventore di questo sistema ha lo studio a Mestre. Questo è nel dettaglio il sistema che veniva utilizzato. Erano tutte società comunque con volumi di affari molto bassi e individuiamo dei commercialisti e consulenti tributari che avevano sede sia qui a Mestre che a Pescara, che sostanzialmente offrivano questo pacchetto all inclusive a diverse società reali che venivano così a pagare meno imposte o utilizzavano i crediti IVA creati da queste società fittizie per poter abbattere il debito nei confronti dello Stato, il debito tributario. I commercialisti coinvolti in questa indagine erano, secondo gli inquirenti, il fulcro del sistema. I commercialisti ovviamente fungevano da creatori dell'attività criminale, chiamiamola in questo senso allargato, perché individuavano le società che poi venivano portate a morire sostanzialmente, individuavano i prestanomi da mettere a capo di queste società che poi avrebbero dovuto emettere le fatture per operazioni esistenti e poi morire, e in alcuni casi individuavano anche le società che avrebbero potuto utilizzare le società o le fatture false o i crediti IVA. Il volume economico del trucchetto è davvero notevole e ammonta a svariati milioni di euro. Le fatture per operazioni esistenti sono intorno agli 11 milioni di euro, mentre l'imposta evasa l'abbiamo quantificata in 3 milioni e 200 mila euro. Abbiamo in questi giorni proceduto al sequestro di diversi terreni, immobili, automezzi e conti correnti delle varie società coinvolte per l'importo dell'imposta evasa.